Ciao gente, dal Fabio di Scuola di Milanese. Video notizia, una notizia un po' particolare. Lui legge adesso resta lì come quel della mascherpa. E ho pensato di quintava che l'avevi alta. Se può credic o credic no, beh, questa è una decisione vostra. Però in sci l'ho trovata e in sci ve la legge. Ma come sempre, prima vi inviti a iscriversi al mio canale YouTube, Scuola di Milanese di Fabio Fumagalli. Attivate la campanella per ricevere le notifiche, mettete i like ai video se vi piace, e mi auguro di sì, e fate conoscere il canale ai vostri amici. Dunque, la notizia che ho trovato è questa, che in Giappone l'associazione di amici del dormir per riposare bene suggerisce di dormire con tigam slargà, braccia incrociate, il cui girà in direzione della spalla sinistra e io quatà da una binda tencia. Sarà vera? Beh, prova questa una volta. Dopo fammi sapere, mi raccomandi. Ciao, amici dal Fabio di Scuola di Milanese. Alla prossima, ciao!